Buonasera da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Siracusa, arrivato il secondo treno Sicilia Express, soddisfatti i viaggiatori fuori sede ritornati a casa nell'isola per le feste, grazie all'iniziativa della regione siciliana per combattere il caro voli. Ferita da colpo di fucile a Palermo, la donna è ricoverata in chirurgia plastica per la rimozione dei pallini. Intanto proseguono le indagini per verificare la versione fornita dal 21enne arrestato sul ritrovamento dell'arma in un cassonetto. Scoperto vicino al cimitero di Catania un deposito a cielo aperto di auto rubate. I mezzi di lusso erano destinati al mercato estero. L'Etna continua il suo show dopo 28 anni, si risveglia il cratere di nord-est con esplosioni e fontane di lava, vietato l'accesso alla zona sommitale, tutto regolare all'aeroporto Vincenzo Bellini. Attenzione per la Sicilia, nella manovra finanziaria nazionale in fase di approvazione definitiva nei due emendamenti, fondi per la produzione di pannelli fotovoltaici e per la ricostruzione post-sisma 2018 nel Catanese. In arrivo la proroga per il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, sarà operativo fino alla fine di luglio 2026, in attesa della definizione della rete ospedaliera siciliana. Calcio 3 punti d'oro e il quarto posto in classifica, si chiude bene il 2025 per il Palermo, dopo la vittoria sofferta ma meritata contro il Padova al Barbera, finisce 1-0 con gol di Poyampalo. Il Catania riprende la preparazione in vista della prima gara del 2026 a Foggia. In Puglia rientrerà Di Gennaro, non ci sarà lo squalificato Lunetta, dal 2 gennaio si comincia col mercato. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale con una notizia dell'ultima ora a Messina. Un uomo di 78 anni, Pasquale Scimone, con difficoltà a deambulare, è morto avvolto dalle fiamme mentre stava cucinando nel suo appartamento nel rione Minissale. A dare l'allarme sono stati i due vicini di casa che sono riusciti a entrare nell'appartamento, però per l'uomo purtroppo non c'era già più nulla da fare. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia scientifica. Cambiamo decisamente argomento perché oggi è arrivato il secondo treno Sicilia Express. Lo ricordiamo, quest'anno c'è stata la scelta da parte della regione siciliana di raddoppiare appunto le corse per riportare a casa i siciliani che vivono però e lavorano fuori sede. Un modo per sfidare il caro voli. Francesco Aloi. Partire lunedì 29 per tornare al nord il 7 gennaio. Per un Milano-Catania o per un Milano-Palermo e viceversa possono servire dai 300 ai 1000 euro. Tutti vanno in vacanza o almeno ci provano, ma il caro voli no. Così, per i fuorisede che vogliono vivere il Capodanno a casa, c'è un'unica alternativa, il Sicilia Express. Purtroppo sì, a volte in certi periodi come nelle festività i prezzi sono abbastanza alti, quindi... Con questo treno hai tanti servizi, risparmi. Il primo convoglio, partito da Torino a Portanuova, era arrivato prima di Natale a Siracusa e Palermo. Una settimana dopo ecco il secondo round del treno che permette di percorrere lo stivale spendendo meno di 30 euro. Un modo per risparmiare e divertirsi con musica, balli e giochi. È stato bello, ci siamo divertiti, abbiamo ballato sopra il treno, abbiamo mangiato lì. Si è mangiato bene, delle persone, cioè il servizio è proprio stupendo, proprio ci siamo trovati bene, sia come viaggio che come tutto. Un'iniziativa che nasce dalla collaborazione della Regione con Ferrovie dello Stato, partita nel dicembre dello scorso anno. Per il ritorno al nord ci sono due date, 5 o 10 gennaio, ma c'è chi aspetta già i biglietti per Pasqua. Speriamo allora che ci sia questa iniziativa per Pasqua. E poi qualcuno lancia una proposta. E se il Sicilia Express fosse un aereo? Andiamo a Palermo dove i medici hanno sciolto la prognosi per Valentina Peonio, la giovane donna, lo ricordiamo, ferita nella sparatoria di Piazza Nasce. Per lei comunque si profila un delicato intervento di chirurgia plastica. Intanto proseguono le indagini degli investigatori. Maglio Viola.
È fuori pericolo Valentina Peonio, la donna di 33 anni rimasta ferita da un colpo di fucile sparato in piazza Nascea a Palermo la notte fra sabato e domenica scorsi. I medici hanno sciolto oggi la prognosi che era riservata per effetto delle gravi ferite riportate, anche se gli stessi medici sono sempre stati ottimisti. La donna è stata adesso trasferita in chirurgia plastica per la rimozione dei pallini, alcuni dei quali al momento non possono essere estratti. L'operazione deve essere comunque eseguita in modo da lasciare meno tracce possibili e limitare al massimo l'area di cicatrice. Nel giorno di Santo Stefano intanto è stato convalidato il fermo di Giuseppe Calì, il giovane di 21 anni del Borgo Nuovo accusato di aver esploso quel colpo di fucile. È indagato per lesioni personali, omissione di soccorso e spari in luogo pubblico, oltre a detenzione e porto di arma clandestina. Il ragazzo ha confessato, ma la sua versione sul ritrovamento del fucile da caccia del 1800 in un cassonetto non sembra però essere credibile per gli investigatori. Il GIP Rosario di Gioia sottolinea nel provvedimento che lascia il ragazzo in carcere che l'indagato ha fatto sì ritrovare l'arma solo dopo che i poliziotti però si erano recati nella sua abitazione e lo avevano invitato a consegnarla. Non convince il GIP neanche la vicenda dell'occultamento del fucile, sotterrato solo dopo essere stato smontato in due parti, circostanza che smentisce Calì quando afferma di non sapere usare le armi e di aver sparato per imperizia. In alternativa si deve pensare, scrive il GIP, che possa esserci un complice che potrebbe averlo aiutato nella fuga e nel tentativo di far sparire l'arma. A Monreale è nata l'associazione MAS per ricordare le 3 vittime della sparatoria di aprile scorso. La sorella di una delle vittime però dice bisogna creare centri d'ascolto e fornire un percorso sano ai bambini. Marco Gullà. Memoria, amicizia, speranza, come le iniziali dei nomi di Massimo, Andrea e Salvo, i 3 giovani rimasti uccisi nella sparatoria a Monreale. Per ricordarli è stata costituita questa mattina l'associazione MAS, che si pone come obiettivo quello di onorare la memoria dei 3 e di tutte le giovani vittime spezzate dalla criminalità. Lei è la sorella di una delle vittime della strage, Massimo Pirozzo. Viveva a Bologna, ha stravolto la sua vita per poter dare un contributo. Ci piacerebbe anche aprirci un luogo di ascolto, perché è quello che manca anche ad oggi. Manca ascoltare questi ragazzi. Io non vorrei giudicare chi ha commesso questo atto così tremendo, però io penso che il percorso parte tutto da bambini e i bambini non hanno colpa, è da lì che bisogna iniziare, spiegargli pian piano e seguirli verso un'adolescenza, verso l'essere poi adulti. Era domenica anche quando Monreale si è risvegliata con il sangue ancora per strada. Questa mattina i laboratori e le attività con bambini colorano la piazza, ma fa rabbia pensare che ancora nonostante tutto si spara e si uccide. È un fenomeno dilagante, è un fenomeno che deve essere affrontato coinvolgendo tutti i livelli amministrativi, tutte le istituzioni. È un lavoro che va fatto unendo le forze. Con effetto sinergico avremo la possibilità di fronteggiare e soprattutto arginare questo fenomeno. A Catania i carabinieri scoprono dall'alto un vero e proprio deposito di auto rubate nei pressi del cimitero cittadino. I mezzi, che erano un po' occultati dalla fitta vegetazione, erano destinati per il mercato estero. Tonino De Mana. Erano state rubate in centro e sul litorale di Catania, zona Playa, forse con l'intento di metterle sul mercato estero. Auto di grossa cilindrata fatte sparire dalle strade catanesi ed avvistate, è il caso di dirlo, da un elicottero dei carabinieri che stava sorvolando l'area del cimitero tra le vie Acquicella e Calliope. E dall'alto, tra la fitta vegetazione, che sono state individuate le 5 auto, come potete vedere in questa immagine fornita dalle forze dell'ordine. Tutti i mezzi si trovavano in ottimo stato di conservazione all'interno di un terreno difficilmente accessibile e quindi lontano da sguardi indiscreti. Nel corso dell'operazione gli elicotteristi hanno mantenuto l'area sotto osservazione, fornendo in tempo reale indicazioni precise ai colleghi di terra. Dall'alto l'equipaggio ha guidato i militari lungo la stradina di campagna, segnalando l'accesso più sicuro e il punto esatto in cui si trovavano le macchine, tutte rubate tra il 10 e il 24 dicembre. 4 le auto restituite ai legittimi proprietari, ad eccezione di una Jaguar affidata ad una ditta specializzata in attesa di rintracciare l'intestatario. Le modalità di occultamento, la tipologia di auto rubate e l'area del temporaneo stoccaggio lasciano ipotizzare che ad agire sia stato un gruppo specializzato. Indagini sono in corso per risalire all'organizzazione criminale.
Adesso ci dedichiamo all'Etna, che continua a dare spettacolo, una nota che è arrivata anche dagli scienziati, dai vulcanologi, che hanno evidenziato l'importanza di un risveglio dopo ben 28 anni, quello del cratere di Nord-Est. Dunque oggi è stata una domenica per tutti con il naso all'insù. Il servizio. È una domenica dove l'Etna si prende la scena, attirando catanesi e turisti e catturando lo sguardo rivolto alla cima per scrutare ogni movimento. Da qualsiasi punto di osservazione, dal lungomare di Catania a Taormina, passando per Monte Po, è comunque uno spettacolo unico, con il pennacchio sempre in bella vista. In mattinata le condizioni meteo sull'Etna permettono una visione completa del teatro eruttivo, agevolando così il lavoro degli esperti dell'INGV di Catania. Allo stato attuale l'attività dell'Etna mostra emissioni di cenere dalla cratere voragine, alcune esplosioni ancora al cratere di Nord-Est, mentre la colata all'alba di stamattina sembrava ancora alimentata. Dopo 28 anni torna alla ribalta anche il cratere di Nord-Est. Le fontane di lava al cratere di Nord-Est non avvenivano dal marzo del 1998 e in questi ultimi anni c'erano stati solamente alcuni episodi di attività stromboliana intracraterica. Forti esplosioni, come detto, al cratere di Nord-Est, che hanno causato il lancio di materiale piroclastico accompagnato dallo spettacolo naturale delle fontane di lava alte centinaia di metri, con boati che si potevano percepire a chilometri e chilometri di distanza. Ed è movimentata anche la situazione al cratere voragine, con una colata lavica che si perde nella desertica Valle del Bove. Intanto permane l'allerta gialla di protezione civile con fase operativa di preallerta. Allo stato attuale invece non ci sono conseguenze sull'operatività dell'aeroporto Fontanarossa di Catania. Alla politica ci sono due emendamenti che sono legati alla Sicilia nella manovra finanziaria nazionale, che è in fase di approvazione definitiva. Ma sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Marco Carli. La legge di bilancio approvata al Senato vedrà il voto finale martedì alla Camera. Al suo interno due emendamenti importanti per l'economia siciliana, elementi normalizzatori per il libero mercato e per le ricostruzioni post-terremoto. Si parte dal sostegno per il fotovoltaico volto a indirizzare i consumatori verso i prodotti di qualità europea realizzati soprattutto nel catanese. Escludendo l'acquisto dei pannelli fotovoltaici assemblati in Europa con prodotti cinesi e asiatici. Questo emendamento va a incidere per 120 milioni di euro di minori sgravi fiscali concessi per i pannelli di fascia A all'interno del registro Enea e di fatto indirizza il consumatore per l'acquisto dei pannelli di fascia B e di fascia C. A Catania vi è la più importante Gigafactory d'Europa realizzata da Enel Green Power, la Tresan, durante la mia sindacatura. Senza questo emendamento si rischiava di vanificare quell'investimento da 500 milioni di euro con 700 assunzioni annesse, che rappresentava il fiore all'occhiello per l'industria italiana e nel caso specifico per il nostro territorio. Il secondo emendamento ristabilisce una verità storica eliminando un vulnus, ricomprendendo anche il terremoto del 26 dicembre del 2018 che colpì la zona etnea fra i destinatari per i privati cittadini del bonus sisma. Questo emendamento determina l'equiparazione del terremoto di Catania e del Molise agli altri terremoti del centro Italia, con uno stanziamento da 12 milioni di euro che permetterà di completare le ricostruzioni private all'interno di quei territori. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi al rientro ci occuperemo del CCPM, del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica, in arrivo la proroga per altri 6 mesi. A tra poco. Siamo tornati in studio, come vi avevamo preannunciato, arriva la proroga per il Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, lo ricordiamo sarà operativo fino alla fine di luglio del prossimo anno. A comunicare la data nella quale insomma presumibilmente avverrà l'ufficialità di questa nuova proroga è stato proprio il direttore generale dell'ASP di Messina, intervenuto in una puntata del nostro Sicilia 24 Focus, un estratto. Il 29 già noi saremmo pronti a deliberare, ma già
il CCPM sa che deve continuare a prendere in carico i pazienti, che l'attività clinica è regolarmente attiva, quindi non ci sono assolutamente problemi in questo senso. Avremo certamente la possibilità di continuare questa esperienza. Noi già abbiamo pronta la delibera che prorogherà fino al 31 luglio del 2026. In attesa appunto che arrivi anche la proroga ministeriale che mi assicurano dall'assessorato dovrebbe essere in arrivo al più presto possibile. Noi comunque non possiamo fermarci, non possiamo fermare le attività e quindi continueremo ad operare così come abbiamo fatto in tutti questi anni. In apertura del nostro telegiornale vi abbiamo dato la notizia della morte di un uomo di 78 anni, stava cucinando a casa sua ed è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme, non c'è stato nulla da fare. Vi proponiamo immediatamente qualche aggiornamento nel servizio realizzato dal collega Francesco Triolo. Diversamente procediamo con il prossimo in scaletta, ve lo proporremo tra poco, datemi i lumi dalla regia. Io vado allora avanti con la scaletta del telegiornale, con il prossimo servizio dedicato a un'ondata di energia gospel che ha riempito ieri sera la cattedrale di Caltanissetta. Sentiamo. Ancora informazioni sul servizio che non vedo partire. Ecco il subito vedere. Canti, ritmo ed energia hanno riempito la cattedrale di Caltanissetta per l'esibizione dei Baltimora Gospel Singers, un appuntamento musicale di respiro internazionale che ha visto protagonista uno dei gruppi gospel più apprezzati dell'ultimo decennio, attualmente in tournée in Italia. Una cattedrale piena e partecipe che in breve si è trasformata in un unico grande coro. Il pubblico non si è limitato ad ascoltare e fin dalle prime note ha accompagnato il gruppo cantando, battendo le mani e ballando, trascinato dall'energia e dal coinvolgimento tipici del gospel. Il coro fa parte del progetto musicale diretto da Eric Waddell e riunisce alcune delle voci migliori degli Abundant Life Singers, un accostamento potente di timbri e sfumature vocali che unisce arrangiamenti moderni del gospel contemporaneo ai grandi classici della tradizione nelle versioni più amate dal pubblico. Dopo Caltanissetta sono previste altre tappe in Sicilia, tra cui quella di Cefalù, in programma lunedì sera in Piazza Duomo. Una serata intensa e partecipata, chiusa con un saluto speciale rivolto direttamente all'isola che in questi giorni ospita il coro con grande affetto e calore. Buon anno Sicilia! E adesso siamo nelle condizioni di mandare in onda il servizio che abbiamo annunciato sulla morte di un uomo, su un incidente appunto domestico. Questo 78enne ha perso la vita mentre cucinava in casa. Sentiamo. È stata una tragica fatalità consumata nella cucina della propria abitazione. Erano le 14 quando un uomo è morto a seguito di un incendio che si è sviluppato in un appartamento a Messina. A perdere la vita il 78enne Pasquale Scimone, che viveva al quarto piano di un palazzo nel quartiere di Minissale. L'incendio, secondo le prime risultanze dopo l'intervento dei vigili del fuoco, avrebbe avuto origine all'interno della cucina dove l'uomo stava cucinando. Il 78enne, che aveva alcune difficoltà a deambulare, sarebbe stato avvolto dalle fiamme divampate dai fornelli. A dare l'allarme sarebbero stati due vicini che sono anche riusciti ad entrare nell'appartamento, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. La squadra e i vigili del fuoco è intervenuta tempestivamente per lo spegnimento delle fiamme insieme alle volanti della questura e alla polizia scientifica per i rilievi del caso. Straziati i figli, arrivati immediatamente, l'uomo era conosciuto e ben voluto da tutto il vicinato. Subito in pausa, torniamo tra poco con il calcio.
Siamo tornati in studio subito con il Palermo che vince 1-0 con un gol di Poyampalo, l'ultima partita del 2025. Sofferta ma meritata la vittoria del Palermo che al Barbera ha battuto il Padova 1-0 grazie al 12° gol in campionato di Joel Poyampalo. 3 punti che regalano un capodanno decisamente più sereno alla squadra e ai tifosi. Palermo che chiude al 4° posto il 2025 e spera adesso che il 2026 possa essere l'anno della promozione. Vittoria molto importante, insomma, abbiamo avuto una settimana complicata per le squalifiche e per infortuni. Rabberciati abbiamo fatto secondo me una grande partita di spirito, di voglia, soffrendo. Però sono 3 punti fondamentali, diamo continuità insomma alle ultime partite, non ne abbiamo vinte 4 su 5 e questa è la strada giusta. Una partita scorbutica, quella di ieri pomeriggio. La formazione rosanero ha rischiato di subire il pareggio in un paio di occasioni, ma questa volta ha mantenuto alto il livello di attenzione e non si è fatto sorprendere. Inzaghi torna a schierare Gyasi sulla corsia di destra, in avanti il solito Poyampalo con Leduaron e Palumbo a supporto. Dopo alcuni minuti di equilibrio al 15° Palermo ad un passo dal gol. Poyampalo colpisce di testa da fermo, palla che scavalca il portiere sorrentino, salvataggio provvidenziale sulla linea da parte della difesa del Padova. Manca il filtro a centrocampo, il Padova prova a giocare di ripartenza, al 38° però la sblocca sempre lui, Poyampalo. Palumbo impacchetta un regalo di Natale posticipato per il finlandese che da quella posizione non sbaglia mai, e 1-0 esultano i 33.000 del Barbera. Il Padova però è vivo e ci vuole il miglior Joronen a salvare lo score prima della fine del primo tempo. Ripresa senza tantissime emozioni, il Palermo anestetizza i ritmi del match, il Padova ci prova con tenacia ma la difesa rosanero regge. Perrotta intanto salva quasi sulla linea, poi Gomez, bel tiro ma Sorrentino devia. Non accade più nulla nei minuti finali, il Palermo alza le braccia al cielo e saluta Matteo Brunori che da gennaio vestirà la maglia della Sampdoria. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.